Sui provvedimenti avete visto che c'è stato il DPCM, è inutile che vi dica quale sia la mia personale posizione e quale è stata poi anche accaduta quella delle regioni. Abbiamo discusso per 4 ore, io ho fatto videoconferenza dalle 4 del pomeriggio, per 4-5 ore, non so quante ore siamo stati in videoconferenza sabato. Io ho portato subito le ragioni di una comunità che ha gestito e sta tentando di gestire per bene tutto l'aspetto sanitario. Non è una cosa facile, perché questa emergenza ci mette a dura prova. Pensate solo che questa mattina, ad esempio, abbiamo parlato dell'infezione ospedaliera rispetto ai nostri lavoratori, perché anche se in maniera minimale, ma timidamente, c'è una piccola impennata della curva, che è insignificante, però mi preoccupo. Già abbiamo poco personale, se poi vedo che c'è del personale che si infetta, mi preoccupo, quindi ho chiesto ai direttori che magari facciano, come si può dire, un po' di attività anche di comunicazione e se serve anche di ulteriore prevenzione. Vi ricordo che chi è in prima linea è testato ogni 7 giorni negli ospedali, sto parlando di infettive, terapie intensive, pneumologie, insomma chi tratta malati Covid, e in generale tutti gli altri dipendenti per ogni 20 giorni. Allora vi dicevo, io ho posto una questione che è esattamente quella che volevo affrontare in quella famosa ordinanza che vi ho detto: guardate, noi un'ordinanza ce l'abbiamo, ma siccome sappiamo che il governo vuole fare un provvedimento, attendiamo di capire cosa vogliono fare. Ma l'ordinanza o il DPCM che si poteva fare sarebbe stato molto semplice, che è quello di insistere molto di più da un punto di vista di contenimento di tutti quelli che sono gli assembramenti nelle aree all'aperto, aree pubbliche, che prescindono a volte molto spesso dalle attività, no? Non c'entrano nulla con le partite IVA. C'è le piazze, lo struscio, tutte queste robe che comunque sono occasione di diffusione del virus. E poi ovviamente insistendo ancora, se volete anche un po' di più, sul tema dei dispositivi della mascherina, dell'obbligo di insistere, il che non vuol dire che siamo un popolo di smidollati, perché in Veneto la mascherina la si porta, però se c'è ancora qualche eccezione, ok, assembramenti e mascherina. E poi sicuramente il tema delle scuole. Sulle scuole avrei voluto porre con quella ordinanza un ragionamento rispetto a diminuire la pressione demografica. Avevo posto la questione dei tamponi presso i medici di base. Questo si è tradotto poi in una serie di osservazioni che la conferenza delle regioni ha mandato avanti, di certo non condividendo il tema e l'atteggiamento che c'è stato sulle attività produttive. Cioè pensare che tutto quello che è controllato, vi ricordo che i ristoranti, le palestre e le attività produttive che vengono di fatto chiuse e molte delle quali purtroppo rischiano di non riaprire neanche più, sono attività che hanno rispettato in maniera ossequiosa, e lo dico non perché va bene dirlo, lo dico perché i miei servizi di controllo della regione, della sanità pubblica, non hanno segnalato né focolai provenienti da queste realtà, tantomeno che comportamenti, diciamo, delinquenziali da parte di questi imprenditori, che hanno investito prima come persone per creare delle attività. E credetemi, spero di non offendere nessuno, non è che stiamo parlando di persone che si sono arricchite facendo questi mestieri, ma hanno però creato occupazione, hanno creato economia e hanno reso ricca questo paese, che gode anche delle tasse di queste imprese. Non ne faccio un discorso paternalistico, dico la verità. Dopo aver investito, aver avuto il coraggio di investire in queste attività, hanno avuto anche il coraggio di adeguarsi alle linee guida. Voglio ricordare che a queste imprese abbiamo chiesto il sacrificio di adottare delle linee guida. Io sono stato criticato perché ho voluto aprirle per primo a livello nazionale quando c'è stato l'anti-lockdown, no? Vi ricordate? Le spiagge, il cibo da asporto, cominciare a aprire i ristoranti. Mi ricordo quella norma che feci per cominciare timidamente ad aprire la porta del ristorante per i lavoratori che avessero un contratto, per quelli dei cantieri ad esempio, che potessero andare magari a porte chiuse a mangiare in questi ristoranti. Oggi si vede
che questo provvedimento si trasformi in un'autentica tragedia. Cioè, se c'è un dato epidemiologico che ci dice che loro sono i responsabili delle infezioni, beh, io vi dico che noi come sanità pubblica questo dato non l'abbiamo mai visto. A me non risulta che ci sia un dato che oggi ci dice che all'interno dei ristoranti di una palestra ci siano state, diciamo, azioni da grandi diffusori, da untori. Dico che si mette a dura prova un sistema produttivo. Dico che il vero tema è il tema degli assembramenti, che nulla a che vedere con un ristorante che sia adeguato con il distanziamento dei tavoli, che sia adeguato con il gel, che sia adeguato, e gli avventori sono adeguati ad esempio a alzarsi dal tavolo per andare in bagno o entrando nel ristorante con la mascherina, tutte le cose che sapete meglio di me. Guardate, anche leggere alcune storie, beh, insomma abbiamo, poi peraltro sono tutti persone che io conosco. Pensate alla foto che sta girando di Beppo Tonon, che è titolare di Calozio, che oltre ad avere creato, non sto facendo pubblicità, oltre ad aver creato una realtà di ristorazione, ha voluto anche creare un centro culturale. Quanta cultura si è fatta in quel locale. O Giacomino, che oggi è intervistato del ristorante Incontro, che io quest'estate sono andato a visitarlo per inaugurare la parte estiva, perché ancora non avevano gettato la spugna. Oggi si ritrovano questi ristoranti che sono notoriamente pieni di distanziamento sociale, dove l'ariosità c'è ad essere trattati come degli untori. Guardate, io non ho mai fatto polemica con il governo, però dico che questo non ci voleva, soprattutto facciamo fatica a giustificare azioni come queste. Penso che l'unica cosa che si possa fare oggi, allora, io avevo chiesto un po' di buonsenso, faccio appello al governo perché riveda questo provvedimento, lo riveda, pensate che le regioni, io avevo proposto la chiusura alle 24, poi trovando una mediazione si è arrivati alle ore 23, abbiamo scritto nero su bianco, avete bisogno di avere un minimo di, come si può dire, di pulizia nelle piazze, nella circolazione la sera, vabbè, chiudiamo, perlomeno fateli chiudere alle ore 23, ma neanche questo, alle ore 18 vuol dire farli chiudere, ma per sempre. E avevamo proposto di lasciare l'apertura a tutti coloro che potevano garantire la mescita e la somministrazione al tavolo, comprendendo che chi ha solo una vetrina, non me ne vogliano quelli con le vetrine, comunque avevano magari la necessità per poter esercitare la loro attività di distribuire magari alcolici o bevande a gente in piedi che inevitabilmente avrebbe consumato creando assembramenti. Ma anche questo niente. Il problema è la gelateria che vende un cono di gelato, il problema è la pizza che vende uno spicchio di pizza dopo le 18, perché si può fare solo consegna a domicilio. Io penso che questa vada oltre la sanità pubblica. E guardate, non ve lo dice uno che è negazionista, non lo dice uno che ha avuto azioni, diciamo, benevole, perché voglio ricordarvi che sono stato il primo a livello nazionale a fare l'area rossa, a chiudere le scuole il 22 di febbraio, a chiudere i musei, le chiese, ma siamo stati anche i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i veneti dovesse essere poi fosse stato, sono incasinato qui, lo devo dire col condizionale giusto, con il congiuntivo giusto, cioè io penso che tutti i sacrifici fatti dai veneti dovessero essere riconosciuti poi, no? E che dovessero essere riconosciuti magari anche con delle misure di fiducia. Ripeto, si chiudono le realtà controllate, che hanno le linee guida, e in maniera anche a volte incomprensibile. Penso al mondo dello sport e a come è messo alla berlina, pensate a tutto il mondo delle palestre e dell'attività anche, come si può dire, fra virgolette, anche sociale, di comunità, che possono fare queste attività. Oggi noi ci troviamo obbligati ad applicare un DPCM che peraltro prevede, anche qui con un'azione incomprensibile, ma lo è a due livelli. Da un lato perché se hai deciso tutto non capisco perché mi dici di decidere delle scuole.
premetto che il tema delle scuole l'ho posto io a livello nazionale, non sto cambiando discorso. Se hai deciso di decidere tutto, non capisco perché hai deciso di far decidere sulle scuole la regione. E siccome hai deciso che deve decidere la regione, mi devi spiegare perché hai già deciso che la regione, in base ai dati epidemiologici, se decide di chiudere deve chiudere il 75%. Capite che è una contraddizione? Se volete che ve la dica tutta, nella mia ordinanza c'era scritto 50% a scuola e 50% a casa, alternativamente, in maniera tale che si teneva la socialità, faceva ogni classe, faceva una settimana a scuola, una a casa, una scuola, una scala. No, tu mi dici che in base ai dati epidemiologici e le valutazioni di natura di prevenzione sanitaria, la regione dovrà disporre un'ordinanza e qualora la disporrà non è che può decidere la faccio o non la faccio. Se decide di farla, c'è solo una soluzione, chiudere al 75%. Se qualcuno mi spiega la ratio di natura di sanità pubblica, gli diamo il premio Nobel. Non c'è razionalità. Perché se è vero che i nostri tecnici, sono in grado di dirsi se c'è un pericolo e quanto grave è il pericolo, è altrettanto vero che ci sarà una gradualità nell'applicare la norma. Allora noi oggi vi annunciamo che ho firmato l'ordinanza per la chiusura al 75% come previsto dal DPCM. Non ho alternative, ma non ce l'ha nessun mio collega. Anzi, i miei colleghi si sono anche premurati di farlo in maniera tempestiva. Invece io ho parlato, siccome e ringrazio la dottoressa Carmela Palumbo, il direttore scolastico regionale, con il quale ci siamo sentiti negli ultimi 10 giorni perché avevo preparato ordinanza. Non mi sembra il caso di mettere la berlina organizzativamente le scuole e dire domani mattina si fanno le cose come devono essere fatte. Ma rendetevi conto, hai la competenza della scuola, decidi di chiudere tutto, ma sulla scuola dici no, dovete sentire le regioni. Ma se le regioni dicono almeno uno a casa, non possono dire almeno uno a casa, il 75%. Quindi oggi o dico 0 o 75. Siccome 0 non si può dire in un contesto come questo, mi tocca dire 75. Io lo trovo assurdo come viene impostato questo lavoro. L'ordinanza dice, guarda, è un'ordinanza molto semplice, non ha altre sorprese. Vi ricordate quando vi dicevo, guardate, noi faremo un'ordinanza che non andrà a toccare le attività produttive, ed era esattamente così. Tant'è vero che quella che abbiamo scritto, eccola qui, attività scolastiche, formazione professionale. Per le ragioni di ordine sanitario, ovviamente in premessa si dice che c'è il DPCM, tutte le storie che sapete, di cui in premessa, a decorrere dal 28 e fino al 24, dal 28 ottobre fino al 24, quindi non domani, ma dopodomani. Adesso qualche mio collega dice, ma ti prendi responsabilità, ma non voglio neanche mettere nei casini le scuole, cioè non è che un giorno cambia il corso della vita della nostra comunità. Penso che sia anche corretto ed educato dire alle scuole, la dottoressa Palumbo oggi ha già convocato nel primo pomeriggio i dirigenti scolastici e io le ho detto, guardi dottoressa, mercoledì mattina, lei mi ha detto ce la facciamo mercoledì mattina senza insomma andare a creare casini alle scuole, agli operatori e alle famiglie. Quindi dal 28 ottobre al 24 novembre, ammesso e non concesso che il governo ritiri questo provvedimento o lo modifichi, non lo sappiamo, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quindi stiamo parlando solo di scuole superiori, per tradurla nel linguaggio di noi più adulti, statali paritarie e paritarie, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi. In ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75%. Noi abbiamo 707.000 studenti in Veneto che entrano ovviamente in tutte le scuole. Non fate, ve lo dico prima che poi qualcuno mi venga a dire Zai ha sbagliato i dati, non fate 75% di 707.000 che fa 749, fa quasi mezzo milione di studenti, perché le primarie non c'entrano nulla, i 0,6, ma questo vale circa 200.000 ragazzi, vi do già io il dato, sono giusto, le superiori.
tutti gli anni delle superiori. Sì, adesso finisco. E quindi sono circa una massa di circa 200.000 ragazzi. Per gli istituti di cui al punto precedente è raccomandata l'applicazione della didattica in presenza prioritariamente alle prime classi. Ho voluto chiedere questo, che se c'è sto 75% lo puoi spalmare dalla prima alla quinta, oppure visto e considerato che abbiamo le matricole, hanno più bisogno di magari affrancarsi, ma magari c'è bisogno anche i quinti anni. Allora dico, valutati, i dirigenti scolastici valutino che se si trovano davanti a una scelta, noi diamo come indicazione, ma abbiamo totale rispetto del mondo scolastico, dei professionisti che ci sono, che le prime classi, che sono i ragazzi matricole, che non conoscono ancora la scuola superiore, che magari sono anche quelli, magari come si può dire, un po' più in difficoltà anche per magari con le famiglie eccetera, magari di partire da loro lasciando intonse le loro classi e andare dalle seconde in su, però è una scelta che fanno i dirigenti scolastici. Le modalità concrete di attuazione delle misure, di cui è il punto 1 e 2, cioè quello che vi ho detto fino adesso, sono definite dalle istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui gli articoli 4 e 5 del DPR 275 del 99 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottata con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione numero 89 del 7 agosto. Quarto punto, è comunque sempre garantita la didattica in presenza. Attenzione a questo punto, registratelo bene, l'ho voluto mettere dentro in maniera specifica. È comunque sempre garantita la didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata, mentre sono favoriti percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi ed alunni fragili, secondo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione e successive modifiche. A decorrere dal 28 ottobre fino al 24 novembre, le scuole di istruzione e formazione professionale sono invitate ad adottare la didattica digitale. Qui abbiamo utilizzato ovviamente anche sono 20.000 ragazzi in scuole di formazione professionale, la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti di tutti gli indirizzi di studio, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi, ove è possibile compatibilmente con le esigenze di attività di laboratorio e pratiche. Nella formazione non puoi far tutto a distanza, loro hanno anche un sacco di attività pratiche e laboratori e qui appunto cercheranno di far collimare entrambe le esigenze. Si suggerisce il ricorso alla didattica digitale integrata per il 75% delle attività e si invita a riservare la quota parte di didattica in presenza alle attività laboratoriali che risultano difficilmente compatibili con la didattica digitale integrata complementare, con priorità ovviamente anche qui per le classi prime. Sostanzialmente per la formazione diciamo, se ce la fate arrivate a 75, ci rendiamo conto che avete anche laboratorio di pasticceria, di macelleria, di meccanica eccetera, che a distanza non ci fai nulla. E ho voluto, ed è l'unico punto che è in ordinanza, oltre a questo, è quello per le mense per i lavoratori. Torna una vecchia norma che ho voluto inserire, magari siamo gli unici a livello nazionale, speriamo che non me la impugnino, in attuazione della lettera, comunque se la impugnano la difendiamo, della lettera E articolo 1, quello che è, per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l'effettuazione previo apposito contratto di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all'attività di somministrazione, senza limite di orario, nel senso che se i ristoranti, se hanno una squadra di lavoratori di un cantiere edile, piuttosto che altri che non alloggiano o in albergo che non ha servizio di ristorazione o sono diciamo semplicemente operatori giornalieri che hanno bisogno della pausa pranzo, possono o a cena, a pranzo ce la fanno, a cena possono andare a pranzare presso un ristorante opportunamente contrattualizzato. Poi ci sono disposizioni finali che evito di stare qui a leggervi, che sono gli articoli del DPCM. Domande?